Buonasera a tutti e benvenuti per questa nuova serata e per il nuovo appuntamento della Pastorale del Turismo delle diocesi di Lanusei e di Nuoro, che tutti possono seguire. Quindi ringrazio l'Anfiteatro Caritas, sempre così accogliente, sempre così affettuoso, ecco, è sempre presente, ma ringrazio di cuore anche coloro che sono tanti, che ci guardano grazie alla diretta di Sardegna Live e grazie anche ai siti diocesani, a partire dalla pagina Facebook di Ogliastra Web, ma soprattutto al canale YouTube di Ogliastra Web. Quindi ricordo, è semplicissimo, basta un semplice clic per iscriversi, lo state facendo in tanti e di questo veramente vi ringrazio. È proprio un modo per non perdere nemmeno un appuntamento di questa lunga estate diocesana. E ricordo tra l'altro che potete seguire anche tutte le dirette che vanno in onda alla Caletta, alle serate della Caletta, sempre seguendole sulla pagina Ogliastra Web o su quella dell'Ortobene. Però se stasera dobbiamo fare un grazie con un grande applauso perché ci siamo sentiti accolti, coccolati e davvero abbiamo visto e sentito e assaporato tante delizie, lo dobbiamo ecco, a una grande comunità che è quella di Loceri, che stasera ci ha accolto e quindi la ringraziamo davvero con un applauso affettuoso. Grazie di cuore. Io chiamo qui accanto a me il sindaco di Loceri, Gianfranco Lecca, accompagnato dal parroco Don Ernest. Li accogliamo ancora con un applauso. Grazie, li ascoltiamo. Buonasera a tutti. Buonasera Don Ernest. Buonasera. Buonasera a tutti. Oggi la giornata dell'accoglienza è in capo alla comunità di Loceri. È una comunità molto viva, una comunità che io ovviamente mi onoro di presiedere in qualità di sindaco. Ovviamente dirò solo due cose perché so perfettamente che la serata è una serata molto particolare. Devo dire che dobbiamo ringraziare la diocesi e dobbiamo ringraziare il nostro vescovo per queste iniziative straordinarie di cui ci dispensa tutti gli anni. Ci dispensa tutti gli anni e ci richiama ogni volta, in ogni occasione, a delle riflessioni veramente profonde. Se noi dovessimo solo pensare a quanto abbiamo visto prima, ci rendiamo conto di quanto forte sia il messaggio che oggi la diocesi in Ogliastra, ma in generale la Chiesa, manda ed emana dappertutto. Ringrazio Don Ernest che noi abbiamo accolto molto con grande entusiasmo quando è arrivato. Ovviamente oggi svolge le funzioni di parroco di Loceri. Solo una considerazione. Speranza cercasi. Mi auguro che questa speranza diventi certezza e che il prossimo anno, lo dico al Vescovo, lo dico a tutti noi, anziché parlare di speranza possiamo parlare di certezza, di pace, perché questo mondo ne ha veramente bisogno. Grazie. Grazie Sindaco, grazie Claudia che hai detto Loceri grande comunità, sì, di dimensione piccola, sì, però come ricchezza spirituale e devozionale veramente grande, una comunità unita e ringrazio il Sindaco anche per la collaborazione che c'è tra la parrocchia e l'amministrazione. E quasi quasi non si riesce a distinguere quando si sta mettendo insieme chi organizza il comune oppure la parrocchia, per dire che c'è una grande unità, è proprio raffigura appunto quello che diceva Claudia prima. Quindi siamo qui per ringraziare anche tutti voi nell'aver risposto alla chiamata del Vescovo. Grazie. Grazie ancora, poi se vorrete ci possiamo di nuovo alla fine della serata anche avvicinare nuovamente. Grazie a Loceri. Ma sappiamo, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, la pastorale davvero
un fulcro di tanti linguaggi diversi dal cinema, e stasera sarà la volta del teatro. E in effetti dobbiamo ringraziare stasera Silvano Vargiu con Francesca Nieddu, perché ci regaleranno un sogno, Il piccolo principe e il fiore della speranza, una rappresentazione teatrale tratta dall'omonimo capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. Quindi li accogliamo con un applauso e li ascoltiamo con attenzione. Ci vediamo dopo. Suddenly before my eyes, hues of indigo arise. With them how my spirit sighs, paint the sky with stars. Only night will ever know why the heavens never show all the dreams there are to know. Paint the sky with stars. Who has placed the midnight sky so a spirit has to fly as the heavens seem so far? Now who will paint the midnight star? Un tempo lontano, quando avevo 6 anni, in un libro sulle foreste primordiali vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Sotto il disegno c'era scritto: i boa ingoiano la loro preda tutta intera senza masticarla. Dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i 6 mesi che la digestione richiede. Meditai a lungo sulle avventure della giungla e a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventasse, ma quelli mi rispondevano: spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello? Ma il mio non era il disegno di un cappello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. E affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegarle le cose ai grandi. Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica, alla grammatica. E fu così che a 6 anni io rinunciai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. E allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po' sopra tutto il mondo e veramente la geografia mi è stata molto utile. E a colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona e se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande aiuto. Ho conosciuto molte persone importanti nella mia vita. Ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente, li ho osservati proprio da vicino, ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Quando ne incontravo uno che mi sembrava di mente aperta, tentavo l'esperimento del mio disegno numero 1 che ho sempre conservato. Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva, ma chiunque fosse, uomo o donna, mi rispondeva:
è un cappello. E allora non parlavo più di boa, di foreste primitive, di stelle, mi abbassavo al suo livello. Gli parlavo di macchine, di politica, di cravatte, di soldi. E lui era tutto soddisfatto di aver incontrato un uomo tanto sensibile. Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare, fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte perché avevo acqua da bere soltanto per 1 settimana. La prima notte dormì sulla sabbia a 1000 miglia da qualsiasi abitazione umana. Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano su una zattera dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore nell'essere svegliato all'alba da una strana personcina che mi stava esaminando con grande serietà. Ehi, mi disegni per favore una pecora? Cosa? Disegnami una pecora. Scusa, ma tu chi sei? Che ci fai qui? Per piacere, disegnami una pecora. Ma scusa, io non so disegnare. Non importa, disegnami una pecora. Non avevo mai disegnato una pecora. E allora feci per lui uno di quei disegni che avevo fatto tante altre volte, quello del boa dal di fuori. No, non voglio l'elefante dentro il boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante è molto ingombrante. Dove vivo io è tutto molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora. E allora feci del mio meglio e realizzai questo disegno. No, questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra. Ma lo puoi vedere da te che questa non è una pecora, è un ariete. Ha le corna. Allora rifeci un disegno per la 3ª volta, ma fu rifiutato come i precedenti. Questa volta la mia pazienza era esaurita. Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore e disegnai allora direttamente qualcosa sul mio baule. Ecco, vedi, questa è soltanto la cassetta. La pecora che cercavi sta qui dentro. Oh, ma questo è proprio quello che volevo! È bellissima! Ma pensi che questa pecora dovrà avere una grande quantità di erba? Perché? Perché dove vivo io è tutto molto piccolo. Beh, ci sarà erba sufficiente per lei. È molto piccola la pecora che ti ho dato, eh? Ma non così piccola che... Oh, guarda! Si è messa a dormire dentro la scatola, che carina! Ma tu chi sei? Io? Tu, sì. Sono un aviatore. Come? E sei caduto dal cielo? Sì, tecnicamente sì. Voglio che le mie disgrazie vengano prese sul serio. Allora, ma anche tu arrivi dal cielo e di dove sei? Ma perché? Tu da dove vieni? Beh, in realtà il tuo accento non mi è nuovo. Mi ricorda quello di un'isola al di là del mare, da cui sono partito per molti voli di ricognizione durante la guerra. Dimmi, è lì che vuoi portare la mia pecora? Ma quello che c'è di buono è che la cassetta che mi hai dato le servirà da casa per la notte. È una meraviglia! Era proprio quello di cui avevo bisogno. Sì, e se sei buono ti darò anche una corda per legare la pecora di giorno. Ah, e un paletto. Legarla? Che buffa idea! Ma se non la leghi andrà in giro e si perderà. Ma dove vuoi che vada? Ma dappertutto, dritto davanti a sé, no? Ma non importa, è talmente piccolo da me. Ma è proprio vero che le pecore mangiano gli arbusti? Sì, è vero. E sai, dove vivo io ci sono, come da ogni altra parte, le erbe buone e quelle cattive. Di conseguenza, dei buoni semi di erbe buone e dei cattivi semi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra fino a che all'uno o all'altro gli pigli la fantasia di risvegliarsi. E allora si
il resto spinge da principio lentamente verso il sole un bellissimo ramoscello inoffensivo. Ma se si tratta di una pianta cattiva bisogna strapparla subito, appena la si è riconosciuta. È un lavoro molto noioso, ma è facile. Ma aspetta, ma una pecora che mangia gli arbusti mangia anche i fiori? Una pecora mangia tutto quello che trova. Anche i fiori che hanno le spine? Sì, anche i fiori che hanno le spine. Ma allora le spine a cosa servono? Le spine non servono a niente, è pura cattiveria da parte dei fiori. Non ti credo! I fiori sono deboli, sono ingenui, si rassicurano come possono, si credono terribili con le loro spine. Ma tu credi che i fiori... Ma no, non credo a niente, ho detto una cosa qualsiasi. Mi occupo di cose serie io. Di cose serie? Sì. Parli come i grandi, tu confondi tutto e mescoli tutto. Io conosco un pianeta in cui c'è il signor Cremisi. Non ha mai respirato un fiore, non ha mai guardato una stella, non ha mai voluto bene a nessuno. Non fa altro che addizioni e tutto il giorno ripete come te: io sono un uomo serio, io sono un uomo serio. Ma non è un uomo, è un fungo. Cosa? Un fungo. Da migliaia di anni i fiori fabbricano le spine e da migliaia di anni le pecore mangiano comunque i fiori. E non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si diano tanto da fare per fabbricarsi delle spine che non servono a niente. Se qualcuno ama un fiore, di cui esiste un solo esemplare, milioni e milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo guarda e lui si dice: ah, il mio fiore è là, in qualche luogo. Ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui, tutto ad un tratto, tutte le stelle si spegnessero. E non è importante questo. Dai, il fiore che ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora e una corazza per il tuo fiore. Vedrai, non succederà niente. Stai tranquillo. Imparai ben presto a conoscere meglio questo fiore. C'erano sempre stati a casa del piccolo principe dei fiori molto semplici, ornati di una sola raggiera di petali, che non tenevano posto e non disturbavano nessuno. Apparivano un mattino nell'alba e si spegnevano la sera. Ma questo era spuntato un giorno da un seme venuto chissà da dove. Il piccolo principe aveva sorvegliato da vicino questo ramoscello che non assomigliava a nessun altro ramoscello. Poteva essere una nuova specie di pianta infestante. Ma l'arbusto cessò presto di crescere e cominciò a preparare un fiore. Il piccolo principe, che assisteva alla formazione di un bocciolo enorme, sentiva che ne sarebbe uscita un'apparizione miracolosa, ma il fiore non smetteva più di prepararsi ad essere bello, al riparo della sua camera verde. Sceglieva con cura i colori, si vestiva lentamente, aggiustava i suoi petali uno ad uno. Non voleva uscire sgualcito come un papavero. Non voleva che apparire nel pieno della sua bellezza. Sì, c'era una grande civetteria in tutto questo. La sua misteriosa toeletta era durata giorni e giorni. E poi ecco che un mattino, proprio all'ora del levar del sole, si era mostrato. Era incantevole nel suo splendore e al contempo fragile e lamentoso. Bisognava di molte cure e attenzioni quotidiane, frutto di una vanità un po' ombrosa. Tra i due perciò era nato un legame forte, molto particolare, una relazione complicata, ma che celava nel profondo un amore inconsapevole. Non bisogna mai ascoltare i fiori.
basta guardarli e respirarli. Il mio profumava l'aria intorno e io non sapevo rallegrarmene. Non ho saputo capire niente allora. Avrei dovuto giudicarlo dagli atti e non dalle parole. Mi profumava e mi illuminava. Non avrei mai dovuto venirmene via. Avrei dovuto indovinare la sua tenerezza dietro le piccole astuzie, perché i fiori sono così contraddittori. Ma ero troppo giovane per saperlo amare. E fu così che decisi allora di partire. Per andare via, approfittai di una migrazione di uccelli selvatici che avevano fatto sosta da me. Erano tantissimi. Alle loro zampine legai delle sottilissime funi e mi lasciai trascinare nello spazio. Mi trasportarono nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, 329, 330. Tombola! Cominciai allora a visitarli e a cercare un'occupazione per istruirmi. Il primo asteroide era abitato da un re. Ecco finalmente un suddito! Ma come puoi riconoscermi se non mi hai mai visto? Avvicinati che ti verrà meglio. È contro l'etichetta sbadigliare alla presenza di un re, te lo proibisco! Ma non posso farne a meno. Ho fatto un viaggio molto lungo e non ho dormito. E allora ti ordino di sbadigliare. Sono anni che non vedo uno che sbadiglia e gli sbadigli sono una vera curiosità per me. Avanti, sbadiglia! È un ordine! Mi avete intimidito. Non posso più. E allora se sbadiglia un po' e un po'. Sire, scusatemi se vi interrogo. Ti ordino di interrogarmi, te lo ordino io, è diverso. Sire, ma su cosa regnate? Su tutto. Su tutto? Sì, su tutto, su questo pianeta, sulle stelle. E le stelle vi ubbidiscono? Certamente, mi ubbidiscono immediatamente. Io non tollero l'indisciplina. E allora, Sire, io vorrei tanto vedere un tramonto. Fatemi questo piacere, ordinate al sole di tramontare. Se ordinassi ad un generale di volare da un fiore all'altro, o di scrivere una tragedia, o di trasformarsi in un uccello marino, e se il generale non eseguisse l'ordine ricevuto, di chi sarebbe la colpa, la sua o la mia? Sarebbe la vostra. Esatto, bisogna esigere da ciascuno ciò che ciascuno può dare. L'autorità riposa prima di tutto nella ragione. Se tu ordini al tuo popolo di gettarsi in mare, farà la rivoluzione. Io ho il diritto di esigere l'ubbidienza perché i miei ordini sono ragionevoli. Ma allora il mio tramonto? L'avrai il tuo tramonto, lo esigerò. Ma secondo la mia sapienza di governo, aspetterò che le condizioni siano favorevoli. E quando lo saranno? Lo saranno... Lo saranno e questa sera alle 7:40 e vedrai come verrò ubbidito a puntino. Io non ho più niente da fare qui, Sire, me ne vado. No, aspetta, ti nomino ministro. Ministro di che? Ministro del merito, della giustizia. Ma se non c'è nessuno da giudicare. Veramente questo non lo so, perché io non ho ancora fatto il giro del mio regno, sono stanco, mi stanco.
neanche camminare. Sire, no, ho già dato un'occhiata io, non c'è proprio nessuno su questo pianeta. Allora giudicherai te stesso. È molto difficile giudicare se stessi. Se riesci a giudicare bene te stesso vuol dire che sei proprio un saggio. Ma io posso giudicarmi ovunque, mica ho bisogno di abitare qui. Aspetta, nel mio regno c'è un vecchio topo. Lo sento la notte che rosicchia tutto quanto. Ecco, giudicherai questo vecchio topo. Lo condannerai a morte di tanto in tanto, così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia. Ma dovrai ringraziarlo ogni volta per economizzarlo. Ce n'è uno solo. Ma non mi piace condannare a morte. Preferisco andarmene. No! Se vostra maestà desidera essere obbedito puntualmente, può darmi un ordine ragionevole. Potrebbe ordinarmi, per esempio, di partire prima che sia passato un minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli. Aspetta, ti nomino mio ambasciatore! No, grazie, devo visitare un altro pianeta, ciao! Come le stelle noi, soli nella notte noi ci incontriamo. Come due stelle noi, silenziosamente insieme ci sentiamo. Non c'è il tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. E il vento spegnerà che si accende quando sono in te, quando tu sei in me. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte. Oh, ecco finalmente una mifatope! Buongiorno! Che buffo copricapo che avete! Ma mi serve per risplendere quando mi acclamano. Ma sfortunatamente non passa mai nessuno da queste parti. Ah, veramente? Sì, sei arrivato tu. E allora facciamo festa! Sì, facciamo festa! Oh! È più divertente della visita al re! Facciamoci un selfie! Forza! Come due stelle noi, riflessi sulle onde scivoliamo. Ma come si fa a farlo smettere? Ma tu mi ammiri vivamente! Ma cosa vuol dire ammivave? Ammivave! Amiva? Ammivave! Brave! Ammirare! Ammivave! Sì! Vuol dire che tu mi riconosci come la persona più bella, più elegante, più ricca e intelligente di tutto il pianeta. Ma se sei da solo su questo pianeta? Sì, lo so, ma tu puoi ammirarmi lo stesso. Dai, ti prego. Io ti ammiro, ma tu cosa te ne fai? Non lo so, ma magari potrei diventare la tua disco star preferita, un influencer, e tu il mio primo follower, Se, vabbè, io Sì, me ne vado e in un allora altro facciamo pianeta. festa! Ciao!
271. Buongiorno. 130. Allora, 14, Ehi, salve. 15. Niente? Allora, Buongiorno. 3 più 2, 5. Ma buongiorno. 5 più 7, 12. 12 più 3, Ehi. 15. Buongiorno. Allora, 15 più 7, 22. 22 più 6, 28. 26 più 5, 31. Dunque fa 500 e 1.622.731. 500 milioni di cosa? Ah, sei ancora lì, eh? Sì. 500 milioni di... non lo so più. Ho talmente tanto da fare. Io sono un uomo serio, non mi diverto con delle frottole. Allora, 2 più Sì, ma 5... 500 milioni di che cosa? Da 54 anni che vivo in questo pianeta non sono che stato disturbato 3 volte. La prima 22 anni fa da un maggiolino caduto da chissà dove e faceva un rumore spaventoso e mi ha fatto fare 4 errori in una dizione. La seconda volta, 11 anni fa, per una crisi di reumatismi. Io non mi muovo mai. Non ho il tempo di girandolare. Sono un uomo serio io. E la terza volta, eccola. Dunque, Sì, 500 ma ho detto 1 milione di cosa? di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo. Di mosche. Ma no, di quelle piccole cose che brillano. Ah, di api. Ma no, di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni. Ma io sono un uomo serio, non ho il tempo di fantasticare. Oh, ma le stelle! Ah, eccoci, di stelle. E che te ne fai di 500 milioni di stelle? 501.622.731. Sono un uomo serio io, sono un uomo preciso. E che te ne fai di tutte queste stelle? Cosa me ne faccio? Sì, E niente, le possiedo io. tu possiedi le stelle. Sì. Io, guarda, ho già visto un re che... No, i re non possiedono niente, ci regnano sopra, ma è molto diverso, molto diverso. A cosa ti serve possedere le stelle? Di chi sono? Di nessuno, non lo so. E allora sono mie perché vi ho pensato per primo. E questo basta. Certo, se tu trovi un diamante che non è di nessuno, è tuo. Se tu trovi un'isola che non è di nessuno, è tua. Se tu hai un'idea, no? Per primo la fai brevettare ed è tua. Ed io possiedo le stelle perché mai nessuno prima di me si è sognato di possederle. Questo è vero. Ma che te ne fai? Le amministro, le conto, le riconto. È una cosa difficile, ma io sono un uomo serio. Io sono un uomo... Io, se possiedo un fazzoletto di seta, posso metterlo intorno al collo e portarmelo via. O se possiedo un fiore, posso cogliere il mio fiore e portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle. No, ma posso depositarle alla banca. Che cosa vuol dire? Vuol dire che scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto. Tutto qui. È sufficiente. È divertente, sì, ma non è molto serio. Io possiedo un fiore che annaffio tutti i giorni. È utile al mio fiore che io lo possegga, ma tu non sei utile alle stelle. 3 più 2, 5. 5 più 7, 12. Niente. 12 più 13, I 15. grandi sono decisamente strampalati. 5.622.731.
fatto? Io non ci capisco più niente. Ma è facile. Pianeta Terra, deserto del Sahara. Ah, e non c'è nessuno. Non c'è nessuno nei deserti. Oh, guarda il cielo, guarda. Mi domando se le stelle siano illuminate perché ognuno di noi un giorno possa trovare la sua. Sono bellissime. Sì, sono stupende. Ma tu che ci fai qui? Ho avuto delle difficoltà con un fiore. Ah, capisco. Ma dove sono gli uomini? Anche qui nel deserto si è un po' soli. Si è soli anche in mezzo agli uomini. Certo che sei un buffo animale. Non hai neanche le zampe. Ma sono più potente di qualsiasi sovrano. Non mi sembri tanto potente, eh? Per camminare devi persino strisciare. Ma posso trasportarti più lontano di un bastimento. Colui che è morto lo restituisco alla terra da cui è venuto. Sai, potrò aiutarti un giorno se vorrai tornare a casa. Posso. Ho capito benissimo, sì, ma perché parli sempre per enigmi? Perché li risolvo tutti. E così ho abbandonato l'amico serpente e mi sono messo nuovamente in viaggio. Ho attraversato lo sterminato deserto e poi degli altipiani rocciosi. Ho superato montagne e grandi pianure fino a giungere in un bosco dove ho incontrato un nuovo amico. Oh, buonasera. Ciao, chi sei? Sei tanto carino! Oh, grazie. Sono una volpe. Vieni a giocare con me. Sono tanto triste. Non posso giocare con te. Non sono addomesticata. Ah, scusa. Ma cosa vuol dire addomesticare? Non sei di queste parti tu, eh? Che cosa cerchi? Cerco degli amici. Ma cosa vuol dire addomesticare? Vedi, è una cosa da tempo dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Vedi? Creare dei legami. Sì, tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e io non ho bisogno di te e tu non hai bisogno di me, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unica al mondo e io per te sarò unica al mondo. Comincio a capire, sai? È perché c'è un fiore e io l'ho abbandonato. Non era un rapporto facile, però ogni giorno mi prendevo cura di lui. Lo innaffiavo, lo ascoltavo lamentarsi, vantarsi, qualche volta anche tacere. E vedi, credo che lui mi abbia addomesticato. Sì, è possibile. E se è così sei davvero fortunato. Sai, invece, qui la mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutti gli uomini si assomigliano, tutte le galline si assomigliano e perciò io mi annoio. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso dagli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra dalla paura. Il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi laggiù quei campi di grano? Io non mangio il pane, il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano niente, questo è triste. Ma tu
ha i capelli color dell'oro. E allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento in mezzo al grano. Ti prego, addomesticami. Volentieri, ma non ho molto tempo, Volpe, perché ho da scoprire degli amici, da conoscere molte cose, da incontrare tanta gente. Ma non si conoscono che le cose che si addomesticano. Gli uomini non hanno più tempo di conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. E siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Ti prego. Sei la mia unica speranza. Ma non so. Dai, ti prego. Va bene. Volpe, come si fa? Allora, innanzitutto bisogna avere pazienza. Allora, in principio staremo un po' lontani. Più o meno così, sì. Io ti guarderò con l'occhio e tu non dirai nulla, perché le parole sono fonte di malintesi. E poi ogni giorno ci avvicineremo un po' di più, e poi un altro po' e un po' di più, e sempre di più. Ecco, adesso bisogna ripetere questo copione come un rito. Che cos'è un rito? Non sai niente? Vedi, anche questa è una cosa da tempo dimenticata. È ciò che rende un giorno diverso dagli altri giorni. C'è un rito, ad esempio, fra i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. E allora il giovedì per me è un giorno meraviglioso. Posso spingermi fino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, tutti i giorni si assomiglierebbero. Io non avrei più vacanza. Mi dispiace però, cara Volpe. Io ora devo proprio lasciarti, devo andare via. No. Quando te ne sarai andato, piangerò tanto. Ma però è colpa tua, perché io non volevo farti del male. Sei tu che hai insistito perché ti addomesticassi. Sì, è vero, hai ragione. Ma davvero piangerai? Sì, Ma allora cosa ci guadagni? ci guadagno il colore del grano. Vedi, io non volevo essere una volpe qualsiasi, esattamente come la tua rosa. Lei è unica, perché tu l'hai annaffiata, l'hai protetta, te ne sei preso cura e perciò lei adesso è speciale. È vero, sai? Hai proprio ragione. Grazie. Addio, mio caro amico. Addio. Aspetta, ti svelo prima il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il tempo che tu dedichi ad una cosa rende questa cosa speciale, unica, perché è diversa da tutte le altre. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Ricordati, tu diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato. Ma allora io sono responsabile della mia rosa. Abbiamo paura di stare insieme, abbiamo paura di restare soli. Forse tu lo sai, tu, forse tu sai dove si va.
Ecco ciò che mi commuoveva più di questo piccolo principe. Era la sua fedeltà ad un fiore. L'immagine di una rosa che risplende in lui come la fiamma di una lampada. Ed io che lo pensavo fragile. Bisogna ben proteggere le lampade. Un colpo di vento le può spegnere. Voglio proteggere quella fiamma. Il suo insegnamento non lo dimenticherò mai. Sono sicuro che dentro ognuno di noi c'è un piccolo principe. Dovremmo solo riprendere ad ascoltarci più spesso. Noi stessi, gli altri. Ritrovare quel bambino e guardare il mondo attraverso i suoi occhi. Con curiosità, con amore. Sono passati ormai 6 anni da quando ho realizzato questo disegno. Questo è per me il più bello e il più triste paesaggio del mondo. L'ho disegnato perché voi lo vediate bene. È qui che il piccolo principe è apparso sulla terra e poi è sparito. Guardatelo attentamente per essere sicuri di riconoscerlo un giorno se farete un viaggio in Africa, nel deserto, e se vi capita di passare di là, vi supplico, non vi affrettate. Fermatevi un momento sotto le stelle. E se allora un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde quando lo si interroga, voi indovinerete sicuramente chi è. Ebbene, siate gentili. Non lasciatemi così triste. Scrivetemi che è ritornato. La mia rosa, Francesca Nieddu. Grazie. Grazie. Grazie davvero di cuore. Grazie a tutta l'organizzazione della pastorale che anche quest'anno ci ha voluto, veramente grazie di cuore. Grazie Don Antonello e grazie a voi per essere sempre numerosi, qui è veramente una meravigliosa manifestazione. Grazie. E ringraziamo davvero tantissimo Silvano Vargiu, Francesca Nieddu, voce meravigliosa per questo viaggio incredibile. Nel frattempo abbiamo il cambio palco, quindi questo viaggio meraviglioso che ci hanno fatto fare per davvero il piccolo principe insegna sempre qualcosa, è vero, diceva i grandi sono tanto strampalati e allora riscoprirsi i bambini e continuare a innaffiare quel fiore della speranza è davvero responsabilità di ciascuno di noi, quindi grazie ancora una volta, ancora un applauso davvero grande perché l'insegnamento è quello che ci portiamo nel cuore tutte le serate della pastorale del turismo, ogni volta un insegnamento diverso, ogni volta una ricchezza diversa. Io ne approfitto velocemente, ecco, nel frattempo che appunto riusciamo a sistemiamo un pochino tutto quanto, perché in tanti ci chiedono e vi ringrazio anche davvero perché tanti lo fanno, lo stanno facendo e ce lo stanno richiedendo, eccolo qui, ecco di far vedere quello che è il gadget della pastorale del turismo, quindi piccolissimo, è davvero il nostro piccolo proprio gadget di quest'anno, targato 2025, il nostro ventilatore è quello che ci accompagnerà in tutte le serate calde, piccolo, davvero minimal, però è un modo ecco, scherzoso, un modo creativo anche per riuscire
in qualche modo davvero a supportare e a incoraggiare queste oltre 3 settimane di serate completamente gratuite. Davvero un piccolo segno, e grazie davvero perché in tanti ci state aiutando tanto, quindi all'ingresso troverete anche questo che potete aggiungere anche a tutti quelli che avete poi preso negli anni precedenti. Un'altra cosa importante che comunque volevo segnalare è che sempre all'accoglienza, lì all'ingresso, troverete il nostro giornale diocesano, il mensile della diocesi di Lanusei, l'Ogliastra, quindi ecco, in omaggio per voi, però è l'occasione per conoscerlo, è l'occasione per leggerlo, per regalarlo, perché veramente è un settimanale di approfondimento, di cultura, che comunque è apprezzato da tanti, anche oltremare, anche all'estero, e quindi vi ringraziamo anche di questo sostegno e di questo affetto, in modo davvero per tenere un po' questo fazzoletto di terra così bella vicino al cuore. E adesso arriviamo, perché siamo pronti a quello che è il clou della serata. Ecco, c'è un momento all'interno della pastorale del turismo che in qualche modo ne fa comprendere tutta la portata umana, morale ed etica, ed è appunto la giornata di oggi, quindi il premio Persona Fraterna, un premio che nel corso degli anni ha riconosciuto quello che è stato l'impegno umanitario, l'impegno in ambito sociale, in ambito educativo, a grandi protagonisti del nostro tempo. E io chiamo qui accanto a me a raggiungermi il giornalista e scrittore Giacomo Mameli, che quindi arriverà qua e sarà proprio grazie alla sua voce, alla sua verve, alla sua creatività, alla sua professionalità che potremo conoscere il protagonista di questa sera. Quindi vi auguro un buon ascolto, ci ritroviamo dopo. Buonasera a tutti voi. Complimenti ai protagonisti di tutto ciò che abbiamo visto fino ad adesso. Grazie al Vescovo che illumina di cultura l'Ogliastra, la Barbagia, la Baronia, la Sardegna. Grazie Vescovo. Qui cerchiamo speranza. Mi accodo al sindaco di Loceri, vogliamo anche certezze, ma chissà se arrivano le certezze. La speranza qui c'è oggi, e adesso lo vedete perché vedete come è vestito in modo strano, è nato a Bonorva, hanno un bellissimo dialetto, beati loro. Si chiama Salvatore Morittu, anzi padre Salvatore Morittu. Ecco che compasso da atleta si siede. Attenzione, in Brunconasa. Prenditi il microfono. Gli do del tu perché lo conosco come un fratello maggiore, Botaseo Bruveccio de Padre Morittu. È nato nel 1946 a Bonorva. E io l'ho conosciuto per motivi familiari fragili anche, quindi so chi è Padre Morittu, ed è uno che dà speranza, ma la dà ogni giorno e lo dà da tanti decenni. E lo dà a San Mauro di Cagliari, lo dà a Saspru di Siligo, lo dà a Sassari e lo dà ovunque. È un donatore di speranza, Salvatore Morittu, di quei pochi sardi eccellenti di cui abbiamo bisogno e che non finiremo mai di ringraziare. Io gli do subito il microfono perché la biografia di Padre Morittu la fa l'autore, lo fa l'autore stesso, lo fa Salvatore Morittu, che io ho conosciuto, badate, a metà degli anni 70, quando lavorava all'Unione Sarda. Poi negli anni 80 lo conoscevo perché si occupava di eroina. Poi mi ricordo che nell'85 è venuto al giornale per annunciarci il primo morto di AIDS. Si chiamava, lo posso fare il nome, perché ne ha parlato la sorella in un libro, si chiamava Gianfranco Marotta, 1985.
Erano anni di sequestri che sono finiti. La droga miete ancora vittime. La Sardegna è uno dei mercati più fiorenti in Italia per la produzione e l'esportazione di cannabis. Abbiamo il dramma in casa. La parola a Padre Moritto. Grazie Giacomo. La prima cosa che vi devo confessare è che quando il Vescovo Antonello mi ha detto che mi avrebbero fatto questo dono, mi avrebbero dato questo premio, ho sentito tantissimo imbarazzo per due ragioni. La prima è quasi così teologica, perché mi sono messo di fronte a Dio e gli ho detto: fai in modo che tu abbia veramente la tua parte, che non ci confondiamo nei ruoli, tu sei sempre il primo. E la seconda era tipicamente sarda, che è quello che noi conosciamo bene, quasi un inconscio collettivo che abbiamo, che quando ti mettono sul palcoscenico, quando ti mettono in vista, quando ti pone neosciu, diciamo, devi un po' aver paura, perché quello genera inevitabilmente anche qualche striatura di invidia, di antipatia, qualcosa di questo genere. Poi invece, dopo riflettendoci, devo ringraziare Antonello, devo ringraziare tutti voi, perché? Perché questo premio è dato a me, ma il mio nome è al plurale, non è mai singolare, non è esattamente Salvatore Morittu o, come dicono in Logudoro, Foreddo Morittu, no, è un nome al plurale, è un nome collettivo, perché senza gli altri io non avrei realizzato quello che ho fatto. Senza Dio e senza fratelli e sorelle non avrei potuto assolutamente fare. E allora questo premio è un premio da dividere con tutte queste persone e solo così mi rassereno e ringrazio che ce lo doniate. Grazie. Salvatore, andiamo agli anni 70-80, quando c'era anche chi non ti esaltava per questo impegno, e non faccio nomi. Chiedevano perché ti esaltavi di gente strana, non dico altro. Tu hai lavorato con i fragili. La prima volta in cui sei francescano, quindi evviva San Francesco. Però Don Bosco era bravo con San Francesco, Terziario francescano. Siamo stati a posto. Quando è scoppiata, esplosa la scintilla in Salvatore Morittu di aiutare gli altri? Nelle storie della nostra umanità, nelle storie delle nostre persone, ci sono sempre degli incroci strani, dei bivi che non avevi mai assolutamente previsto. Io mi sono fatto frate, sono andato in seminario che avevo 10 anni e sono andato a 50 metri di distanza da casa mia, perché il seminario di frati a Bonorva era esattamente a 50 metri da casa mia. Allora per me la cosa bella era di diventare frate. Poi i frati naturalmente hanno saggiato tutta questa argilla per vedere se era adatta a fare veramente il frate, e allora mi hanno fatto giustamente fare esperienze, un anno di noviziato sul Monte Laverna in Toscana, poi ho fatto il liceo classico e la teologia in Toscana a Firenze, e poi mi hanno mandato in Terrasanta perché dicevano è un bravo ragazzo, studia, e allora facciamolo studiare anche Bibbia, e mi hanno mandato in Terrasanta a studiare Bibbia all'istituto biblico. Poi ritorno e mi mandano a Roma a studiare psicologia. Tra le cose immediate belle che ho scoperto all'inizio di questo percorso universitario è stata una figura per me straordinaria. Si chiama Angelo Sette, è paesano vostro, è di Villa Grande, il dottor Angelo Sette, psicologo. È presente, grazie Angelo. Insieme abbiamo fatto questo percorso di studi di psicologia, insieme abbiamo fatto la laurea di ricerca nel mondo della follia. Andavamo all'ospedale psichiatrico di Roma, 1200 abitanti, e da lì
abbiamo cercato di capire cos'è la follia per andare forse domani a capire qualcosa di più della normalità. Rientro in Sardegna e i frati mi mettono in mano l'esperienza di animazione giovanile, stare con i giovani, aiutare i giovani, e nel frattempo anche insegnavo psicologia nell'istituto magistrale a Cagliari. Se non che il mio responsabile, il mio padre provinciale, un barbaricino di razza, di quelli belli, granitici, nato ad Arizzo, padre Dario Pili, rientra da un incontro di frati responsabili di ogni regione d'Italia, e avevano ricevuto una proposta da un altro frate, si chiama padre Eligio Gelmini di Milano, il quale ha detto ai frati: cari frati, la droga sarà la più grande rivoluzione in atto. Se noi frati non ci prepariamo, se noi frati non ci sporchiamo con quel problema, noi non siamo degni della vocazione né del Vangelo né di quella di Francesco, che voleva che stessimo insieme agli ultimi. E allora aveva proposto: perché i frati non creano in ogni regione d'Italia una comunità per il recupero dei tossicodipendenti? Perché i frati non sviluppano nel loro interno qualche frate vocazionato a fare questo? Ecco, padre Dario rivolse lo sguardo verso di me, ma io ero inesperto, assolutamente inesperto e assolutamente anche inadeguato mi sentivo rispetto a questo problema per me molto sconosciuto, seppur sapessi che esisteva, che era presente anche nella nostra Sardegna. E allora io gli dissi: se secondo te posso esserti di aiuto o capire qualcosa di più, mandami a fare un'esperienza. E mi mandò a vivere in una comunità per tossicodipendenti del padre Eligio. Lui fu bravissimo perché non mi fece sconti, mi fece vivere esattamente come vivevano i tossicodipendenti. Dopodiché si incontrò col mio padre responsabile e decisero: sì, il ragazzo deve crescere, deve imparare qualche parolaccia in più, però i fondamentali probabilmente ce l'ha. Così, grande riflessione in Sardegna tra noi frati, che per la prima volta ci trovavamo ad affrontare un problema squisitamente, diremo così, sociale, seppur profondamente umano e profondamente anche evangelico. Però non eravamo pronti noi frati. Nel dibattito c'erano voci diverse, talvolta dissonanti e via. Noi non siamo in grado, non ce la faremo, noi siamo velleitari, non siamo capaci di fare questo, lasciamo tutto agli specialisti e via. E invece, piano piano, crebbe la consapevolezza che noi potevamo fare qualcosa. E così destinarono i frati un convento, quello di San Mauro a Cagliari, perché non c'era nessun altro posto dove stare con i ragazzi e le ragazze eroinomane. E allora, con un convento, un frate, 2 ragazzi recuperati in una comunità di Padre Eligio e una suora dell'istituto di mia sorella suora, francescana missionaria di Maria, abbiamo iniziato la comunità a San Mauro. E così io ho capito che quella sarebbe stata la mia missione, il mio impegno. Da amante di cavalli, come mio padre pastore mi aveva allenato, avevo capito che ormai il mio destino era puntare su cavalli zoppi, con la speranza, ma dice San Francesco, la speranza certa che dentro ciascuno di loro c'è un puro sangue, c'è uno capace di vincere, di ardiare bene la vita e di spaziare in quel cielo pulito che ha sempre sognato, il cielo di Dio e dell'uomo. Quasi mi dispiace interrompere, vorrei che parlasse di continuo Padre Morittu. Padre Morittu, se facciamo un salto da quelli che hai raccontato fino ad adesso ai giorni nostri, le cose sono molto peggiorate. Oggi le carceri, dove si sta morendo in un modo disumano, nell'indifferenza di troppi, le carceri sono piene soprattutto
di disperati tossicodipendenti che non hanno speranza, che non credono nella vita. E la società non fa nulla. Dico una parola più importante: la politica non fa nulla, si occupa di altro. Un francescano, i francescani, i religiosi, i vescovi, che cosa possono fare? Paese per paese, città per città, regione per regione. Hai fatto tutta una serie di riflessioni molto importanti e molto, molto profonde. Allora, la realtà rispetto a 45 anni fa, quando ho cominciato prima con la comunità di San Mauro, poi con la possibilità del Vescovo di Sassari di creare una comunità in campagna come io desideravo, perché ritengo che la terra, gli animali, le stagioni, il ritmo della vita agropastorale sia profondamente terapeutica per questi nostri ragazzi, e che poi la comunità di Campiluas, ecco, creando queste situazioni pensavamo veramente che l'onda si sarebbe progressivamente abbassata. Invece non è così, non è così. Purtroppo tutto è andato a peggiorare. Sono aumentate le droghe, sono aumentati gli spacciatori e sono aumentati i consumatori. Dall'età di 13 anni l'età più alta che abbiamo in comunità, 58 anni, una varietà umana, vicende, storie totalmente diverse, eppure tutte appiattite, omologate dalla dipendenza. Ricordo negli anni 80, quando facevo conferenze tra le Barbagie e l'Ogliastra, si riteneva quasi una verità assoluta dire: però qui, nelle nostre realtà, nei nostri paesi, abbiamo una forza. È la forza delle nostre famiglie, è la forza della nostra cultura, è la forza della nostra identità che sovrasterà invece il richiamo delle droghe. Oggi, da figlio di pastore, con tutto il rispetto che ho per gli uomini di campagna, vi posso dire: i grandi depositi di droga sono negli ovili, e questo è un dramma. Il carcere noi l'abbiamo sempre sperimentato, al punto tale che, per esempio, nelle nostre famiglie, nelle famiglie dei pastori, dei contadini, non si poteva pronunciare nemmeno il nome, come non si poteva pronunciare il nome della volpe che abbiamo visto prima. Il carcere era cussulogu, quel luogo, non lo dovevi nominare, altrimenti ci andava a finire. Il nemico delle pecore era S'animale, non era la volpe, non la dovevi nemmeno nominare. Quindi il carcere era una realtà che in qualche modo si conosceva. Ma il carcere, con i tossicodipendenti che io amo, loro sono stati capaci di trasformarlo completamente. Il carcere è invivibile per tante ragioni, ma è stato reso assolutamente ancora peggiore per la presenza di tossicodipendenti. D'altra parte non è il luogo in nessun modo adatto per il loro recupero, perché non è un luogo di educazione, non è un luogo dove ripensare la propria vita e riprogettarla, è una scuola spesso di criminalità. In qualche ipotesi benigna può essere il luogo che ti traumatizza, e allora forse pensi anche di fare altro rispetto ad assumere droghe. Però è vero che non è il posto per recuperare i tossicodipendenti, ma questi posti per recuperare i tossicodipendenti in parte, minima parte, li abbiamo, e invece li dobbiamo ancora rilanciare, ricostruire come progetto che possa dare risposte, e rivalorizzare due aspetti molto importanti se noi li vogliamo aiutare, i tossicodipendenti. E sono due parole che dobbiamo mettere come colonne d'ingresso in questo loro mondo misterioso, mondo X noi lo chiamiamo, un mondo dell'uomo, un mondo dove l'umano e il divino si fondono insieme, dove
ci può essere il peggio del peggio, ma dove ci può essere anche la sublimità dello spirito e dell'umano. Ecco, allora, 2 parole chiavi: amare, amore e progetto. Se noi questi ragazzi non li amiamo, noi falliremo sicuramente, perché dopo una fase di entusiasmo avverrà l'amore deviato, direbbe Freud, che è l'odio. Li odieremo. Ci vuole amore. Io l'amore lo imparo da Dio, innanzitutto, che è Lui sorgente di ogni amore, e lo imparo dai genitori di questi ragazzi che li hanno veramente amati. Ma si vede che anche l'amore ha un limite. E allora l'altra colonna, un progetto. Amarli e fare un progetto, attivare un progetto di recupero, di formazione, di portarli a riflettere, ad amarsi, così da pensare che possono recuperare forza di volontà, fiducia in se stessi, rapporti leali con gli altri, onestà. Attraverso questo percorso noi riusciamo, con il loro impegno, a realizzare questa missione, questo progetto. Per cui, se vogliamo cambiare la realtà del carcere, dobbiamo preparare la realtà della normalità del vivere nei nostri paesi, nelle nostre città, perché altrimenti sarà una porta a cortocircuito che gira sempre e si alimenta progressivamente di altri tossicodipendenti e di altri abitatori del carcere. Una domanda spontanea. Ma oggi la società ha gli educatori per queste persone? Tu a Sassari hai aperto un centro per l'AIDS, 40 anni fa moriva Gianfranco, oggi chi li assiste? Chi li educa? Speranza, ma diceva San Francesco sempre speranza certa. Allora quando vedi e intercetti lo sguardo di un giovane, puoi correre 2 possibili eventi. L'uno è che quel giovane volga lo sguardo altrove e prosegua per la sua strada. Questo è successo anche al più esperto di umanità, che si chiamava Gesù. Ha visto un giovane pieno di tanta vitalità, di tanta positività, talché, dice il Vangelo, l'ha amato subito, però quello poi si è arreso e è passato. Ci sono giovani che invece restano nello sguardo, restano nel progetto, restano nell'idea. Per cui oggi effettivamente in questo mondo che chiamiamo disagio giovanile, fortunatamente ci sono dei giovani che sanno scegliere e scegliere positivamente il loro vivere. Perché altrimenti quel ragazzo, quell'educatore di 23 anni che mi si è presentato volendosi impegnare in questo, sarebbe stato un puro sogno, una pura speranza, ma quasi vana. Speranza certa vuol dire che ci devi credere che ancora Dio suscita anche dalle pietre degli uomini capaci di realizzare, non degli eroi, dei esseri umani piccoli, fragili come me, poco dotata anche dalle letture estetiche della propria persona, e da lì può suscitare, può far lievitare qualcosa di assolutamente buono. È importante non arrendersi, non consegnare il cervello all'ammasso, non pensare come dicono gli altri, come fanno gli altri, innamorarsi dell'originalità di un'idea e di un progetto. Allora, sono sempre più rari i giovani che si vogliono impegnare a educare, a formare altri giovani, altri uomini, ma ci sono. Guai se quando loro porgono una mano non c'è l'altra mano pronta ad accoglierle e a valorizzare le loro risorse. Oggi dobbiamo essere cercatori di questi uomini, cercatori di queste donne, perché effettivamente ci sono e dobbiamo fare in modo da non sciupare queste belle possibilità
sotto la risata comune, sotto i ripensamenti o i labirinti mentali, di avere tutto chiaro, preciso, programmato nella vita. Un giovane che si avventura in questo è un giovane anche amante del rischio, anche amante della possibile sconfitta, però consapevole che sta seminando bene e semi fruttuosi, semi che danno pane che alimenta vita. L'ultima domanda, Salvatore, prima di chiamare sul palco Monsignor Antonello Mura. Sembra che non c'entri. Io ieri sono rimasto sorpreso e ammirato da quanto è avvenuto a Marzabotto col cardinale Matteo Zuppi, che ha letto i nomi di oltre 12.000 assassinati a Gaza tra i 0 e i 12 anni. Me la infondi un po' di speranza, per favore? Allora, un giorno San Francesco era quasi disperato e scrive: io non sapevo cosa fare, ma il Signore mi donò dei fratelli. La mia speranza certa è che, come io ho rischiato di scommettere sui drogati, ho visto che ci sono altre persone disponibili a scommettere, ma non partendo dall'idea che possiamo risolvere il problema, ma partendo dall'idea che io, te, quell'altro, se ci mettiamo insieme, cominciamo a cambiare qualcosa, cominciamo a rendere certa quella speranza. Allora, io che amo, dopo la Sardegna, la Terra Santa, perché l'ho vissuta, l'ho abitata e sono spesso ritornato, anche con un progetto di volontariato, perché per 13 anni i ragazzi della comunità, prima di uscire, chi voleva, donava un anno di volontariato sul Monte Tabor in Israele, a servizio dei frati e della comunità. Io ho speranza che le cose finiranno, che la guerra finirà, però voglio che quella speranza sia nutrita dalla consapevolezza che la pace va costruita, desiderata e costruita laddove noi siamo, con le relazioni che riusciamo ad allacciare. Allora la nostra parola, il nostro grido di chiudere con i bombardamenti, di chiudere con le stragi, di chiudere con lo sterminio, allora veramente diventerà più credibile. È la politica che ha usato Francesco d'Assisi, andando disarmato durante le crociate a parlare col sultano. Non sappiamo come si sono detti, cosa si sono detti, non sappiamo che cosa si sono proposti, se avevano speranza certa sulla fine delle crociate. Sta di fatto però che Francesco ha infuso nei frati questa grande speranza. Se noi cominciamo a costruire pace dentro di noi, saremo più capaci di costruire una società di pace e saremo ancora più credibili nell'urlare, nel protestare perché gli altri possano cessare di bombardare. Allora questa è la forte speranza che dobbiamo nutrire, la speranza certa. Poi la mobilitazione che sta avvenendo nei nostri comuni è molto importante, molto interessante, perché Gaza sta diventando una scuola di apprendimento del pacifismo attivo, del pacifismo che non demorde, ma che invece vuol mettere in campo quello che ha, quello che possiede, purché sia coerente tra il suo pensare e il suo vivere. Questo è cominciare a costruire una speranza che è già certezza, perché cominciamo a realizzarla tra noi. La parola a Monsignor Antonello Mura.
Prima di passare poi al momento del premio, mi piace dialogare con qualche battuta. Ringrazio Giacomo per le domande che ti ha fatto. Intanto l'apprezzamento per te, tu sai, è non solo mio, ma è di tutta la Chiesa in Sardegna, di tutte le realtà in cui tu vivi e nelle quali offri tantissimo servizio. Però ascoltando anche le tue parole, rispondendo a Giacomo, mi veniva in mente, ti faccio qualche domanda su questo, com'è il contatto? Perché il premio è persona fraterna. Tu sei una persona fraterna sicuramente, non a caso ti premiamo, però anche sei una persona esigente. Quando ti arriva qualcuno in comunità, hai delle parole giuste, devi avere delle parole giuste, perché uno non capisca che possa essere come era prima, che deve cambiare o iniziare a cambiare pagina. Quali sono le parole che tu usi fraternamente ma con fermezza nei confronti di chi viene in comunità? L'esperienza di sentire gli altri fratelli, di volerli sentire veramente fratelli, al di là delle possibili differenze, talvolta abissali, che avvertiamo tra il mio pensare e il suo, è una bella conquista. Sentirci fratelli è veramente una grande, bella conquista. E ringrazio San Francesco che me l'ha fatta scoprire, e me l'ha fatta scoprire in Gesù e nel Vangelo. Però io credo che il senso del fratello deve avere un'espressione ancora più prolungata. L'esperienza della fratellanza deve dare spazio all'esperienza della paternità. Quelle parole che suggeriva il vescovo Antonello, che cosa dico, sono le parole di un fratello che vuole esprimersi come padre. E il battesimo alla paternità tra i tossicodipendenti, io l'ho scoperto in un modo un po' drammatico, perché un giudice nel 1983 mi aveva convinto di prendere in comunità un minorenne, che di per sé non l'avrei potuto prendere, perché prendevo solo maggiorenni. E allora ho preso questo ragazzo minorenne di 16 anni e, come ero solito fare, le prime 4 notti le passava in una stanza dove c'erano 2 letti, uno dormivo io e l'altro dormiva lui, perché venivano sempre in crisi d'astinenza e le prime 4 notti sono le più complicate. Durante la seconda notte mi sono addormentato e lui è scappato. Svegliato mi sono accorto, sono andato a cercarlo a Cagliari, alla stazione dove sapevamo grosso modo che poteva andare, perché lui era di un paese del nord della Sardegna, e invece non l'ho trovato. Poi sono andati dei volontari e non l'hanno trovato. Altri 2 volontari l'hanno trovato e l'hanno riportato nella comunità di San Mauro. Io ho aperto la porta, l'ho accolto, l'ho portato nel primo spazio libero, che era una stanza parlatorio lì vicino all'ingresso, e quando me lo sono trovato davanti gli ho dato 2 schiaffi, ma così forti per la mia potenza muscolare da farmi io stesso male. Lui mi guardò, mi fissò negli occhi e vidi in lui che c'era anche la possibilità di reagire, di restituirmi come io avevo fatto. E a me mi scappò una frase che non era pensata, e me l'ha ispirata proprio il buon Dio, perché era del tutto non all'interno dei miei pensieri. Alzai la mano col dito così e ricordati che io sono tuo padre. Non me l'ho ricordato che era orfano, ma questo ragazzo ebbe un decadimento muscolare, mi abbracciò e siamo ritornati a dormire. Quello è stato il battesimo della mia paternità. Allora, quali parole? Le parole che una paternità ti può ispirare. Qualche volta devi avere un discorso pacato, qualche altra volta devi essere anche direttivo, perché l'uno e l'altro ci vogliono. E questo, la nostra esperienza di vita ce l'ha insegnato molto bene. Allora non ci sono parole sicure precostituite.
Io dico sempre ai padri di questi ragazzi, io non dico niente di diverso da quello che sino ad ora voi gli avete detto. Solo che lui magari in questa situazione, in questo contesto, in questa sua modalità ora di ascoltare, queste mie parole gli possono entrare. Non è scontato, Niente arroganza, molta umiltà, perché non è scontato che ti ascolti. Però ecco, può essere un terreno predisposto all'ascolto. Se lui intravede che c'è amore e c'è paternità in questo, allora può cominciare a fidarsi. E lì le parole diventano allora azioni e diventano vita. Grazie. Sì, un'altra domanda mi viene ispirata dal cortometraggio che abbiamo visto oggi, Reimparare. Anche se brevemente, perché poi te ne voglio fare una, ma brevissima. Cattiva possibilmente. No, cattiva, no, o meglio, sempre cattiva. Hai conosciuto tante persone in questi anni, tante storie. Non potrai mai raccontarcele, non sarebbe neanche giusto. Però io credo che sia rimasta in te più di un'immagine, più di un volto, di uno che ha reimparato. E questa ragazza che raccontava la sua storia all'inizio, a parte che era emozionante, ma è come se rileggesse un percorso e ne venisse fuori più forte. Ecco, c'è un passaggio che ti viene in mente più spesso di altri e che ti incoraggia a te per primo a sperare e a cercare speranza negli altri. Sì, quello che mi incoraggia è pensare che noi, ciascuno di noi, come diciamo nella nostra associazione, Mondo X, Associazione Mondo X, un nome strano, poliziotto nella strada quando mi fanno, cos'è questo Mondo X? Ecco, Mondo X vuol dire il mondo misterioso che è dentro ciascuno di noi. Come fa uno così povero di carattere, come era Simon Pietro il pescatore, a diventare pietra di fondamento? Cosa ha combinato questo Gesù? Ecco, la pazienza di andare a scoprire cosa c'è nel cuore, nel cervello di ciascuno di noi. Se noi ci fermiamo alle apparenze, molliamo tutto. Le chiavi in mano, li mettiamo al muro, non hanno ragione di vivere, sono il materiale più marcio della nostra società. Però se cominci a leggere dentro, a leggere nel cuore, a leggere nel cervello, sono belle intelligenze, sono belle umanità. Noi stiamo perdendo un patrimonio per il quale lo stesso Gesù dice: non voglio che nulla venga smarrito, perso di ciò che è stato creato. Allora ogni volta mi incoraggia questo, la possibilità di arrivare a intercettare questa consapevolezza, questa intelligenza, questa capacità di voler riprendere a vivere in un modo diverso, cambiare pagina, riscrivere in un modo più dritto, più lineare. Questo è ciò che ogni volta ci proponiamo quando uno di queste persone viene dentro la nostra comunità con un bagaglio drammatico di fallimenti e da lì, dal fallimento, cominciare a risalire da un fossato terribile e andare a spaziare più in alto nell'orizzonte nuovo. Grazie. Ti ho già detto una cosa che sto apprezzando molto nel tuo percorso attuale. Dopo aver creato tante comunità, le ricorderemo anche nella motivazione del premio, tu però non hai pensato che attorno a te deve girare il mondo. Hai pensato che anche questo servizio avesse bisogno di chi lo proseguiva indipendentemente da te. Perché qualche volta chi crea grandi cose, subito dopo che per tanti motivi uno smette di essere attivo, finisce anche tutto. E questa è una grande lacuna. Qui tra l'altro tra noi, lo saluto a nome vostro, c'è padre Stefano Gennari che collabora con
con Padre Salvatore, e proprio ho letto in questo passaggio, che è una scelta anche della congregazione, di metterti accanto una persona che possa un giorno proseguire tutto questo. Mi piace che tu lo dica con le tue parole questo, anche se brevemente, quanto sia importante come per un padre, come per una madre, per un istituto, per una congregazione, per una diocesi, per una parrocchia, di preparare il terreno per chi viene dopo. Allora, a proposito di speranza, dopo 40 anni che non avevo a mio fianco nessun frate, seppur i frati li abbia sempre avuti, non li ho mai mollati, né loro hanno mollato me. A un certo punto addirittura mi rido addosso, mi hanno fatto persiane anche responsabili di tutti i frati della Sardegna, e con questa veste qualche volta ci siamo dovuti intercettare col vescovo. Bene, la speranza. Io speravo che qualcuno proseguisse questo impegno, ma dopo 40 anni questa speranza si stava quasi ammorbidendo, a punto tale che ho detto al buon Dio, vabbè, niente è eterno, se questa cosa deve finire con me, che finisca, è importante che sino alla fine tu mi dia la possibilità di seminare e di seminare bene. Bene, invece a un certo punto un giovane frate che aveva fatto 8 mesi di esperienza con me riprende a dialogare con me e insieme predisponiamo il progetto. Questa è una cosa interessante della speranza che va verso la certezza, perché prima di avercelo detto i superiori, è sgorgato nel suo cuore, ha fatto i suoi passi. Insieme siamo andati dai nostri superiori e gli abbiamo detto, noi vorremmo fare questo, secondo voi è secondo Dio? È secondo lo spirito francescano? È secondo il Vangelo? Hanno evidentemente capito che era di sì, e allora io dopo 40 anni ho a mio fianco un frate che condivide con me dolori, fatiche, ma anche gioie e speranze, perché questa è una vita che crea fecondità. Padre Stefano, grazie. Grazie Padre Salvatore davvero per questa testimonianza che rientra negli obiettivi del nostro stare qui insieme in questi giorni, e ce l'hai portata non tanto con le parole ma con la vita. È per questo che dà un senso tutto questo che tra poco viviamo, la consegna di un premio che si rinnova in questi anni e che, come ha ricordato prima Claudia, è un segno di come la pastorale del turismo, che già crea e vuole creare fraternità, riconosce anche esempi di fraternità. Quest'anno è toccata a te. Veniamo dopo il Presidente della Repubblica, quindi siamo anticipati anche molto bene. Io qui inviterei l'avvocato Cristiana Boi, Presidente della Caritas, alziamoci, inviterei Claudia Carta, Maria Sofia Pisu, che ci ha concesso la possibilità di utilizzare il premio riportandolo da un'opera di Maria Lai. Grazie. E quindi leggiamo intanto la motivazione del premio e quindi lo consegniamo. Venite avanti che non nascondiamoci. Ecco così. Aspetta, deve arrivare. Riuscite a dare voce? Facciamo con questo. Okay. Buonasera. La diocesi di Lanusei, guidata dal vescovo Antonello, insieme all'equipe interdiocesana della pastorale del turismo, ha la gioia di assegnare a padre Salvatore Morittu il premio nazionale Persona Fraterna 2025. Il nostro riconoscimento intende mettere in evidenza il servizio svolto da padre Salvatore Morittu, religioso francescano dell'Ordine dei Frati Minori, nell'ambito delle comunità di recupero della Sardegna, lottando con coraggio e perseveranza per l'affermazione di una cultura che, privilegiando la prevenzione,
aiuti le persone ad essere libere dalle dipendenze. Sacerdote dal 1972, dà impulso da subito all'associazione Mondo X in Sardegna e nel 1980 promuove la nascita a Cagliari della prima comunità per i tossicodipendenti. Successivamente fonda la comunità di Saspru a Siligo, quella di Campo e Luas a Utta, 2 centri di accoglienza a Cagliari e a Sassari, e per i malati di AIDS la Casa Famiglia a Sassari. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti, di particolare significato quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 29 novembre 2021 l'ha insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, per avere dedicato tutta la sua vita al contrasto alle tossicodipendenze e all'emarginazione sociale, si legge nella motivazione. Oltre ai numerosi progetti di prevenzione e di ricerca sulle dipendenze, ricordiamo il racconto della sua ricca esperienza umana nel libro del 2016, scritto insieme a Giampaolo Cassitta, dal titolo Gli ultimi sognano a colori. Cura nella formazione, sensibilità verso i giovani, coinvolgimento delle istituzioni civili ed ecclesiali negli obiettivi di recupero, sguardo profetico sulla realtà, stile fraterno ma esigente, sono le caratteristiche dell'opera di Padre Salvatore che più apprezziamo e che ci incoraggiano a non essere indifferenti verso i temi della marginalizzazione sociale e delle dipendenze di qualunque tipo. Grazie Padre Salvatore Morittu. Ecco, prima della consegna leggiamo intanto che cos'è questa opera qui, che così Claudia ci aiuta a dargli il significato secondo quanto poi Maria Sofia ci aiuterà a comprendere ancora di più. Il premio è la riproduzione in bronzo di alcuni personaggi dell'opera di Maria Lai che si incontrano fraternamente per dialogare. Maria Lai ha immaginato sempre le sue opere come uno spazio di incontro tra persone alla ricerca di valori universali attraverso opere manuali e sguardi rivolti all'infinito, dai suoi telai alle geografie cosmiche che disegnano nel cielo le stesse orbite che tracciano le formiche nel sottosuolo. In questo modo ha voluto sottolineare il valore dell'incontro tra gli uomini, quale disegno che ricongiunge le traiettorie delle stelle con le trame laboriose e quotidiane delle creature che faticano sulla terra. La realizzazione di questa riproduzione è concessa dalla signora Maria Sofia Pisu, presidente dell'Archivio Maria Lai, che opera per la promozione del lavoro dell'artista. Io ringrazio Maria Sofia. Se vuole aggiungere qualche parola a questo prima di consegnare insieme l'opera. Certo, prima di tutto ringrazio anch'io il nostro Vescovo per la bellezza di questi incontri e perché ci fa conoscere persone speciali. Maria era convinta che l'arte potesse salvare il mondo, perlomeno contribuire a migliorarlo molto, ma era convinta anche di un'altra cosa, che ciascuno di noi può fare della propria vita un'opera d'arte, e questo io vedo in Padre Morittu. Grazie. Allora avviciniamoci così tutti ci mettiamo la mano. Prego. Ecco qua per la fotoricordo, ma tocca a te adesso. Sì, Stefano. vieni Stefano. Vieni, dai. E pesa, eh? È pesante, sì. Quindi con te è più leggero. Ecco. Salvatore, dici 2 parole e poi concludiamo. Io sono
nonostante la mia faccia di bronzo, sono profondamente commosso perché l'espressione materiale di questo premio che mi ha assegnato è veramente straordinario, perché queste 3 figure mi richiamano continuamente all'idea della fraternità, della paternità, della maternità. Insieme possiamo costruire. E questo è un premio che è una forma di messaggio chiaro, preciso, molto evangelico, e guardandolo non può rimanere indifferente, ma sicuramente sarà fonte ispirativa, come un premio può diventare fonte di ispirazione solo a guardarlo. Questa è la magia dell'arte, del linguaggio profondo dell'arte. Grazie di cuore. Grazie. Mentre facciamo le ultime foto, ricordo, Claudia ci ricorda il prossimo appuntamento. Sì, intanto la pastorale del turismo si trasferisce alla Caletta per un appuntamento, e approfitto anche per ringraziare e salutare Don Alessandro Fadda, che è qui come responsabile dell'ufficio pastorale del turismo della diocesi di Nuoro, quindi benvenuto, grazie Don Alessandro, e anche perché il cammino è unico, la pastorale è una, lo sguardo è sempre condiviso, quindi grazie. Invece noi ci ritroviamo tutti qui all'Anfiteatro Caritas lunedì 18 agosto, il titolo è meraviglioso, L'amore più forte della morte, conversazione con Laura e Amerigo Basso, che sono i genitori di Sammy Basso, quindi vi aspettiamo tutti il lunedì 18 agosto. Buona serata, buonanotte.